Presentata oggi, giovedì 11 gennaio, una nuova serie di incontri culturali in occasione della rassegna Incontri e racconti a Farra di Soligo. In programma una serie di ospiti di assoluto spessore. Questa è un'iniziativa che riprendiamo quest'anno dopo il successo che abbiamo avuto lo scorso anno, quindi questo è il secondo anno che riproponiamo grazie alla collaborazione della giornalista Adriana Rasera, Incontri e racconti, quindi anche Farra di Soligo si appresta ad avere una seconda rassegna importante dove andremo ad ospitare delle importanti personalità che hanno comunque scritto dei libri e quindi vengono a presentarli in anteprima, ma avremo insomma anche l'opportunità di avere dei punti di vista diversi su vari ambiti. Iniziamo con Veragheno, quindi parleremo ad un pubblico soprattutto legato al mondo della scuola. Passeremo poi a Bartoletti, quindi conosciuto soprattutto dagli appassionati del calcio, perché lo abbiamo e lo vediamo sempre in televisione, per poi andare a Rumiz, un'altra personalità, un'altra penna sicuramente molto importante, per poi avere il generale Mori. Non serve spiegare chi sia il generale Mori, però è una grande opportunità che abbiamo nell'averli qui a Farra di Soligo, per cui sono particolarmente felice e contento che anche quest'anno, ripeto, dopo l'importante risultato dello scorso anno, dove abbiamo visto delle personalità come Mario Giordano, che ormai con noi ha un appuntamento fisso e un'amicizia anche che si è costruita in questi anni e che arriverà sicuramente nel secondo semestre dell'anno. Sono contento di riproporre questa iniziativa che ha comunque portato a Farra di Soligo un vasto pubblico di persone molto attente e le partecipazioni sono state molto interessanti con numeri sicuramente importanti, per cui bene che ci sia questa nuova iniziativa e io sono contento di portarla avanti come Comune di Farra di Soligo insieme con la professionista per eccellenza di questi incontri che è l'amica Adriana Rasera. Il Comune di Farra di Soligo che è sempre attento a questi tipi di eventi e alla cultura in generale. Sì, devo dire che noi in questi anni abbiamo investito molto e stiamo continuando ad investire sul tema cultura. Abbiamo ideato ormai, e questo è il quarto anno, le rassegne Farra Ch'estate e Farra Profuma d'autunno o Farra il periodo invernale, quindi tutta una serie di iniziative in ambito culturale, dalle escursioni piuttosto che agli appuntamenti letterari, piuttosto che al teatro, piuttosto che ad appuntamenti per bambini, che hanno veramente portato a Farra di Soligo tantissime persone con numeri veramente importanti, grazie anche a una bella collaborazione, devo dire, che c'è stata con la Chiave di Sofia e con anche le associazioni del posto, perché poi siamo riusciti a mettere anche insieme delle iniziative di carattere culturale, dando anche risalto e spazio a quelle che sono sì le bellezze del nostro territorio, ma soprattutto anche a quelle che sono degli eventi che magari negli anni erano realizzati dalle associazioni per la quale anche noi abbiamo dato il nostro contributo. Quindi Farra punta molto sull'aspetto culturale, ha puntato molto sull'aspetto culturale alla luce anche di quello che siamo diventati nel 2019, perché ricordiamoci che noi siamo patrimonio dell'umanità e quindi c'è sicuramente un'attenzione maggiore e questo territorio sa dare e può dare molto. Incontri e racconti, seconda edizione. Sono felicissima di questo rapporto che prosegue con l'amministrazione comunale di Farra di Soligo. Abbiamo una location davvero straordinaria, l'auditorium di Santo Stefano, che si presta in maniera eccezionale a questo tipo di incontri. Speriamo di fare il tutto esaurito, come è capitato nella prima edizione. Di sicuro gli ospiti sono importanti, abbiamo cercato di sceglierli per dare la possibilità a tante persone di venire ad ascoltare persone che parlano e autori che parlano di argomenti completamente diversi. Quindi parleremo di etica dello sport con Bartoletti, un giornalista che davvero non ha bisogno di presentazioni, parleremo di mafia e soprattutto del dossier che è stato un po' insabbiato dopo la morte del giudice Falcone e Borsellino, e l'ospite, davvero un ospite d'eccezione, il generale Mori. Con Rumiz parleremo di terremoti, di vulcani, parleremo di geografia italiana e cominceremo
con la sociolinguista per eccellenza che è Vera Gheno, quindi vi aspettiamo.